Ricky, conferma che mi senta. Marzo 2026, Accademia. Secondo minuto del primo tempo, calcio di punizione realizzato dalla squadra ospite, risultato Sandona 3, Mogliano Veneto Lecvi 0.
mica che ha sbagliato. Ma no! Ma cosa? Ma no! Non l'hai neanche toccata! Ma che cazzo hai visto? Esatto. Ritardo vuol dire dove? Ma no poco. E ciò. Prendiamo un canale, prendiamo un canale. Galli, portala fuori! Dai, cerca. Pronto Balas! Vale. Aia! Occhio pugno! Occhio anale! Ale, entrate tu, Ale! Ale, entrate due! Spazio! Aia! Forza via, dai Chico! Ancora! Vai Pier! Di più! Molto bene! Che sposta!
Vai Donà! Ma io c'è la salone. Marco. Vai Bolas! Bravo mister! Andiamo adesso, Donà, forza Fabio! A lei Mirko! Adesso è a fondo. Non c'è l'estremo. Scuola e
Italia, rosso! Spazio! Spazio! Credo che si abbia accorto che non ha toccato. No, ma con il dubbio. Bel passaggio, bravo. C'è il festival di Passo Perla Salerno. Festival dei Burai. No, sarà. Che cattata strada.
sul minuto del primo tempo, meta per la squadra di casa realizzata dal numero 11 Simone Gallinaro. Millennium Stadio di Calcio. Mai stato? No, tu sei mai stato? Minuto del primo tempo, risultato parziale Mogliano Veneto Rugby 5, Rugby San Donà 3. Pressa Ricky, pressa! Buono, Ricky, buono! Macchina, cancalo! Se cazzo parla, bisogna tirare la unghia, ma tanto unghia. No! Calma, calma.
Calma, di quando che si sbaionelli, calma. Quello che si sbaionelli. Calma. Calma. Merda che stanno. Devi fare da merda. Avanti cura, No, è quella fa male. Ehi, geometra! Ah, è quello. Ventottesimo minuto del primo tempo, realizza il calcio di punizione per il Mogliano Veneto Rugby Niccolò Tenenci, fissando il risultato sull'8-3. Quella Ferrari è sì, perché giovedì vado fuori di Trentesimo minuto del primo tempo, seconda meta per il Mogliano, segnata dal numero 6, Massimo Pontoni. il famoso articolo quinto, chi scarica sempre vinto. Risultato parziale: Mogliano Veneto Rugby 13, Rugby San Donà 3.
metri, perché è tenuto, sta messo a mano, non ha dimenticato, bisogna che poi si veda 70 volte che ti porta via il bacio. E che cazzo? Cos'è la almeno non si vede, non si vede. No, vai quel pomare alto, vai quel pomare. Andiamo Donà! Forza Donà, andiamo! Perché l'acqua non è tipo se non era fare
mischia qua, mischia qui, non vede nessuno. Guarda, c'ha la testa di gambo a guardarsi come già la spierai. Tutti non fanno. Limpo! Termina il primo tempo con il risultato di Mogliano Veneto Rugby 13 e Rugby San Donato 3. Amico, visto come mischia. Mi ricordo la sera.
Cance, se aprono, basta, Cance! Fala fuori! Acqua fermentata. Michele, come mai non ci sei andato per la vena così? Ti ha perso il cinta per la vena. Michele, ti ha perso il cinta per la vena, ma che vuoi non Là devono fare, là.
Aspetta che arriva a casa di nuovo. Che supporto. Tu è quel vai, ma. Settimo minuto del secondo tempo, sostituzione per la squadra di casa con il numero 23 entrato sul terreno di gioco Alvise Basso. Hai visto il nuovo allenatore a Treviso? Però è quello che allenava 63enne, tecnico neozelandese. Posso dirti che non capisco il caso del rugby, chi che volevo su. Ma Massimo non è un dai nessuno. No, non stiamo andando. Quanti anni è che non ti ami? Secondo me sarà anche più, come che la brava anche 30, ormai conosciamo.
Ja, abbiamo preso l'occasione anche in Decimo minuto del secondo tempo, alta sostituzione per il Mogliano Veneto Rugby con il numero 21 ha fatto il suo ingresso sul terreno di gioco Tommaso Scavi, mentre il Rugby San Donà si appresta ad effettuare un cambio. Con il numero 17 entrerà Michele Bartini. Devi sempre metterti, guardare, devi guardare. E comunque non sono musetta. La musetta. Uno,
Dai, dammi Donato! Piano, piano! Le gambe, go! Fuori! Guarda fuori! Come servizio si ricorda al pubblico presente che gli animali domestici vanno tenuti rigorosamente a guinzaglio, i proprietari sono responsabili del comportamento dei loro animali e devono essere provvisti di museruola. Si ringrazia per la preziosa collaborazione. Occhio la frattura! Si mappa quello che è la frattura! Perché capito che le toia mio caro? Bisogna girare lo storno così così che non si fa Stiamo parlando 10 più 10. Guarda che finisce il campo! Se non ti sai la regola, Michele. Ho capito. Mica piso 10 metri, ma 20 metri. Io non devo in mezzo. Prepara il condizionamento. Parla proprio adesso. 17 minuto del secondo tempo in calcio di punizione realizzato da Tommaso Scappio, risultato Mogliano Veneto Rugby 16, Rugby Sandona 3. Mogliano che ha effettuato un altro cambio con il numero 16 è entrato Matteo Bianco e numero 22 Giacomo Dell'Olio. Dice che non va più. Sì, ma sì, quello sì. Intanto non mai va. Avvisa calmo! Ma no, che io li spisi apposta perché vuole avere cariche.
Che parizia sto campo, cazzo! Che metti a cena? Che metti a cena? No, se no, una settimana sei una, Bene, calma, calma. Portalo fuori! placa, placa! Sali in linea. Ma l'abito ma intanto dopo sì, e gli era come un portello 22esimo minuto del secondo tempo, altra sostituzione del Mogliano Veneto. Retti con il numero 24 ha fatto il suo ingresso in campo Riccardo Balzani. Dei Milani.
Famosa manina dentro che non sapeva. Speazzata, famosa speazzata, sempre là, Andiamo, vai questo mare! Una volta ieri i pugni, questo era. Non c'era. Dai, Donà! Vai l'acqua, vai l'acqua. Guarda, brutta puttana, due labbra. Perfetta, era sbagliato a passare. Sì, davanti. Paga 3 quarti puliti. Bisogna vedere quanto come ma alla che figlia non ha una farmacia, ma non è che Stati Milano, Ambrosio, perché ormai era Turnes, Joyce Stransky, no, Canabica, che aveva la gringa, senza blu, ragazzi. Adesso sti qua
30° minuto del secondo tempo, sostituzione per la squadra ospite, con il numero 20 entrerà sul terreno di gioco Lorenzo Affusto e con il numero 19 Simone Prizzoni. L'australiano e a Rovino. Più a 30° minuto del secondo tempo, altra sostituzione per il rugby San Donato, il numero 16 entrato Andrei Sparasiti e con il numero 21 Filippo Viotto, mentre nel Mogliano Veneto Rugby con il numero 26 ha fatto il suo ingresso sul gioco Davide Rivaletto. Avanti, no scorta, è diverso. Zambonese basta. Guarda che Zambonese sa qual era la e si è vista che siamo cambiare ma si è cambiata ci sono sì, 5 mesi guardi bene, 5 mesi dipende come tutti le fuori gioco, no?
Vai se Davino vai avanti fa le segno, almeno sui 22. Almeno sui 22. E se ne ha un piede giusto non è 22. L'importante è che se non Adesso ti ricordi come c'era qui? No, ricordi come c'era Dai ragazzi, forza, che sei quasi finita! Dai Marci! Dai che devo! Dai un'altra! Un'altra mezza! Andiamo ragazzi! Dai, portiamo! Ale! L'ago non si sa. Finalmente si è messo. Perché così è i monta anche a mai delle samurai, tutti scarati. Vai su! No! Vai! Molto bene, facile. Sali! Su! Blocchio! Perfetto! Fuori, persa! Consiglio sempre di andare da oculare. Ogni tanto andare da oculare. Guardano già gli occhi.
Gentili spettatori, si prega di mantenere un contegno dignitoso, grazie. Gentili signore e signori, comunichiamo che la giuria presente allo stadio ha nominato player of the match il capitano numero 12 del Mogliano, Marco Checchi. Espulsione per il numero 11 del Mogliano Simone Gallinaro quando siamo all'80° minuto del primo tempo. Comunicazione di servizio, il tempo effettivo di questa partita, a differenza di quanto presente sul tabellone luminoso, è minuto 81, ripeto, minuto 81. Però la vita uscita questo no, calma, in esitati possiamo, no tutti. Avanti! Come una volta. Ma che delusione! Ma che delusione San Donato! E si facevano dieti? Dico un po' e ha sentito l'acqua perché? E poi che doveva essere? Ma fiamo, dai! Oh, tempo! Tempo umido! Ma sei quel speaker? Ma speaker! L'80° del primo tempo! Ah, per l'80°! Dice prima! Vai, papa! Ormai, sì. Dai, arbitro fissa che ormai Sosatti non vi fa più! E termina questo incontro con l'affermazione del Mogliano Veneto Rugby sul Rugby San Donato con il punteggio di 16-3. Ricorda che il player of the match è il numero 12 del Mogliano, Marco Checchi, che a breve sarà premiato anche con una bottiglione di spumante, gentilmente offerto dalla Pedalena, nostro sponsor. Si invita il pubblico presente a lasciare con ordine la tribuna lato est e la gradinata ovest e concludere in maniera dignitosa come si evince in un modo adeguato allo sport che stiamo seguendo. Ricordiamo che la prossima partita in casa della squadra bianco-blu è prevista domenica 22 marzo alle ore 14:30. Si disputerà la gara Mogliano Veneto Rugby Patavium. Per quanto riguarda invece la Serie A Elite, a seguito dei recenti avvenimenti che hanno visto coinvolta la società Colombo Rugby, la prossima partita in casa del Mogliano non sarà
il giorno 15 marzo, ma sarà sabato 28 marzo alle ore 15:30, Mogliano Veneto Rugby Biella.